No Paura Day in Piazza dei Martiri a Belluno, sostanzialmente rispettate le distanze, quasi tutti con la mascherina, però, e lo vedrete, anche alcuni casi di scontro e di confronto con le forze dell'ordine. Ancora in piazza, denunciando inefficienze e contestando le misure adottate. Ecco le motivazioni dei promotori. È alleviare le tensioni create dal lockdown e da queste misure di sicurezza che per noi non hanno molto senso per la nostra salute. A margine c'è chi si oppone in maniera più animata alle richieste delle forze dell'ordine e non manca chi sostiene la contestazione. Tieni la distanza, per cortesia. Tenete la distanza. Perché non è nelle sue di funzioni. sparare ai cittadini, voi sparate ai cittadini. Almeno che non sia manifestamente reato, ma la E mascherina... questo è reato, perché Anche- siamo mascherati in luogo pubblico. Però Se manifestamente io faccio lo la vedi. terrorista, se io faccio la terrorista, Però sono manifestamente coperta. lo vedi. Lei la pensa in un modo, molti altri la pensano in un altro. Se le dovesse arrivare la sanzione... No, perché mi è già arrivato dall'ultima volta, fatto in Ha modo fatto ricorso? tale, furbo, Ha fatto- non è un'applicazione. Ma i documenti li ha dati? Io No, sto parlando di un'altra cosa. non Prego. sono obbligato. In quanti arrivati? 5-6 persone. Sto spacciando, sto rubando. Che a me l'altra volta mi hanno fermato qua, non ero ancora andata alla manifestazione, mi hanno chiesto il documento, ho detto sì, ma perché? Semplice controllo. Dopodiché mi hanno chiesto se avevo la mascherina, l'ho tirata fuori, ce l'avevo, mi stavo avvicinando, la potevo mettere avvicinare, invece mi è arrivata a casa una multa perché non indossavo la mascherina. Frattanto, in giornata, manifesti firmati da una sconosciuta sigla e del Vice sono comparsi sui muri e sulle colonne dei palazzi del centro storico della città. Il messaggio si riferisce alle riaperture del prossimo 26 aprile, che per gli autori dei volantini sarebbero un grande imbroglio.